Importante trittico di gare per l'Acregas che dovrà giocare come da nuovo calendario dopo l'inserimento della Regina nel girone I di Serie D. Si parte domani pomeriggio contro la Gioiese sul neutro di Palmi per poi scendere in campo nuovamente mercoledì prossimo 20 settembre allo Stadio Seneto contro il Città di Sant'Agata e per poi completare il trittico di gare domenica 24 fuori casa con il Ragusa, un tour de force notevole i cui risultati finali potrebbero ridare un po' di linfa all'attuale classifica che è senza punti. Partiamo dal primo ostacolo, la Gioiese, prima trasferta stagionale in Calabria. Si tratta della seconda gara di campionato dopo la cocente sconfitta interna nel derby con il Licata. Questa nuova sfida, che potrà giocarsi su neutro del Lopresti di Palmi per l'inagibilità del locale stadio polivalente, si presenta impegnativa e di difficile lettura. Allenata da Alessandro Caridi, come l'Acregas proviene da una sconfitta subita sul campo della Vibonese. Intanto la compagine dei Templi, sul filo di chiusura del calciomercato, ha perfezionato alcuni arrivi. L'esperto difensore Giordano Pantano e poi gli hunter Lorenzo Scanturra, classe 2003, e l'esterno offensivo Salvatore Crisiglione. Il primo è classe 2003 e il secondo classe 2005. Al momento non si sa se il tecnico biancazzurro, rispetto all'infelice esordio con il Licata, cambierà modulo, ma di certo l'ambiente attende un pronto riscatto. Questo scontro è stato affidato a Michele Coppola di Castellammare di Stabia, mentre i suoi assistenti saranno Nicola Monaco di Sala Consilina e Pasquale Minichiello di Ariano Irpino. Mister Marco Coppa, prima trasferta della stagione per l'Acregas. Domani pomeriggio la squadra biancazzurra affronterà in trasferta sul neutro di Palmi la Gioiese. Che tipo di risposta, reazione ti aspetti dalla tua squadra? Andiamo ad affrontare una partita difficile, perché è una squadra giovane, è una squadra che corre tantissimo, è una neopromossa anche loro, e quindi anche loro hanno tanto entusiasmo. Sono partiti male, hanno fatto una sconfitta, ma l'hanno fatto contro una delle corazzate di questo campionato, e noi arriviamo domani, devo dire, con qualche deficit, perché purtroppo abbiamo perso qualcosa strada facendo, qualche giocatore, e quelli che sono arrivati nuovi non sono nelle condizioni atletiche ancora migliori, quindi domani dobbiamo comunque tentare di fare di tutto per andare a fare risultato e andare a fare bene. Se mi chiedi della reazione, mi sembra un po' scontato, i ragazzi sanno benissimo che vogliono riscattarsi dalla partita di domenica scorsa, ma senza nessun segreto particolare. Abbiamo tentato di lavorare sempre di più, perché credo che sia l'unica ricetta valida, non c'è altro. Quali e quante insidie nasconde la partita contro la Gioiese? Sì, infatti no, io non vorrei che molti pensino che sia una partita facile, semplice, perché non lo è per niente. Ripeto, a prescindere dal fatto che noi andiamo lì e non siamo per niente al completo, però questa è oltretutto una squadra rognosa, una squadra tosta, una squadra che fa della corsa il suo punto più forte, quindi noi dovremmo essere tanto umili da affrontarli come una squadra operaia prima di tutto, e poi se riusciamo a mettere dentro e a fare le cose che abbiamo fatto per tanto tempo, per un lungo cammino, vorremmo riprendere e continuare a fare quello che di buono abbiamo fatto fin dall'inizio. La squadra come ha assorbito la sconfitta casalinga contro il Licata? La squadra, ripeto, ha assorbito, ha capito, siamo stati tutti delusi, amareggiati, inevitabilmente, però facciamo questo mestiere, sappiamo sia io come allenatore che loro come giocatori di avere una grande responsabilità, di essere giustamente criticati quando si perde, giustamente i giocatori osannati quando si vince, però a noi tocca rivederci il martedì successivo alla partita, ricominciare a lavorare sempre di più, sempre meglio, e poi sperare appunto che questo lavoro porta dei frutti buoni.